Siamo ora alla pagina politica. La Lega Nord di Bassano ha presentato il programma e la lista dei candidati per le prossime elezioni comunali. Tanti i volti nuovi, un programma che ha tra le priorità la sicurezza, l'emergenza economica e la lotta alla burocrazia. È una lista variegata, ci sono molte esperienze e professionalità all'interno, è una lista di persone veramente che vuole cambiare pagina alla città e dare il proprio contributo. La Lega Nord di Bassano del Grappa presenta la lista che correrà per le elezioni comunali del 25 maggio. Il Carroccio sostiene la candidatura a sindaco di Federica Finco, rivendica il ruolo di opposizione propositiva svolto nell'ultima legislatura e lancia il programma di governo per la prossima. Ridare a Bassano la leadership del territorio, che è stata decisamente persa in questi ultimi periodi, e quindi un'azione molto forte in questa direzione. Poi per quanto riguarda la famiglia, un particolare occhio di riguardo, perché le famiglie oggi sono in estrema difficoltà a seguito della crisi economica. Pensiamo in particolare alla revisione delle rette degli asili nido e a tutta una serie di interventi sulle tariffe per andare incontro a determinate situazioni problematiche. La sicurezza, che da sempre è un nostro cavallo di battaglia. C'è anche spazio per una riforma della burocrazia comunale all'insegna della trasparenza. Pratiche che sono presentate dai cittadini, che possono essere consultabili online con un percorso di tracciabilità, dove l'utente vede dov'è la sua pratica, in carico a chi, che percorso sta facendo, da quanto tempo, perché eventualmente è ferma.